Parra pa 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 pa. Parra pa 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 pa. Pa pa ra pa ra clacchi boom. Parra pa 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 pa. 89esimo. Al 93esimo. Rubetti, pigliati sto limone. Io l'avevo preso perché, ma già essere sincero, mi stai pigliando per me. Ma io me ne ho già stivato due per voi, bello. Zucuso, stive sparando, Decide una partita quando fischia l'arbitro. L'arbitro ancora non fischia. No, 89 e 93 è tutto a passetto, mo. Rubetti è soffrì, stiamo sempre a rete, stiamo sempre a rete, sempre dietro, col fiato sul collo, su qua, è meglio così. Ma torniamo, a parte gli sfottò, torniamo seri. Una partita letteralmente schifosa. Mo parliamo seri. Una partita letteralmente senza spirito, ma a prescindere che l'abbiamo dominata, 11 calcio d'angolo, tiri di qua, ma molti passaggi sbagliati, poca lucidità, poca lucidità. Poi volevo dire una cosa pure a Insigne, caro Insigne, quando ti pigli gli applausi, gli elogi e viceversa, ma sta mutia facesse, da piglia pure i fischi ti devi fare, ma a prescindere dall'assist, che tu oggi insieme a Mertens hai fatto letteralmente schifo, rigore sbagliato, e che logo si vede proprio che con la testa, io vi sono sincero, vi dico pure la mia, vi dico, io se perdevamo e se pareggiavamo questa partita, io lo scudetto lo salutavo, io da obiettivo tifoso del Napoli lo salutavo perché, come fai? Ovviamente questo 89esimo limone e 93esimo limone ha di nuovo lasciato la speranza del 40%, come ho sempre detto, della vincita per lo scudetto, che non è facile, perciò ho detto 40%. Una partita, passaggi troppo sbagliati, troppo sbagliati. Insigne la gente, come ti pigli gli applausi, fa un muto, voce, è muto. Non è che addirittura protesta, ma che tiene a protestare? È strunzo, che tiene a protestare tu? Cosa c'hai da protestare tu? Fammi capire cosa c'hai da protestare che vuoi fare tutte cose tu là, pure tu una volta solo tu e a porta, né altra tua, né altra, Anna che bene, va a te, scasso bip, per non dire un'altra cosa, a te nella tua squadra, vedi se ti vuole nella tua squadra, va, a squadra tua i rubendini si chiedono che li ha a squadra tua, che tu tifi. Perciò va a te là, va, che tu l'anno prossimo tu di chi, tu l'anno prossimo te ne va. Sì, ma arrivasse qualcuno e ti pigliasse, che te ne portasse là, perché fai troppo scemo, fai troppo all'ingoppa a merda. Chi sia il problema? Fai troppo il gallo sulla merda. Chi sia il problema? Perché là ti si pigli nei fischi e stai muto. Meno male che ti è venuto chi l'assist oggi. E mi sa la palla in capo a Milik, voglio. Milik deve giocare dal primo minuto perché comunque sta in forma eccetera. Mertens a casa e c'è Rutello, voglio sta. Orito, non è quel Mertens che noi siamo abituati a vedere, quindi perché ma c'ha ragione. Chi li ho sempre visto a giocare? Quest'anno, raga, noi dobbiamo fare un applauso, pur se non vinciamo scudetto, noi dobbiamo fare un applauso ma proprio grande ai quei 13 giocatori. Dobbiamo fare un applauso a quei 13 giocatori e dobbiamo solo fischiare e schifare sta società di merda che ci ha messo costretto proprio di arrangiarci e arrivare. Quindi pure i tifosi da Ruben, se siete sportivi, alzatevi e applaudite sto Napoli, ma per un semplice fatto, perché con questi poveri giocatori, questo poco organico, come faccio a dire? Questo campionato è ancora, tutti il resto dei campionati già sono
decisi che a De Vinci a compagnia bella. Questo è ancora aperto, l'unico campionato, ma grazie al Napoli con le sue forze a compagnia bella. E poi un'altra cosa, volevo ricordare come si dice, all'intenditore là, o numero 1 là. Le pigliate a passetto. Oggi il Napoli non vince, le pigliate a passetto stavolta. Stavolta le pigliate a passetto. Purtroppo o limone ma pure per te, ballero frate. Va anche per te quel limone. Quindi si gode ancora chi sai. Comunque alla fine, voglio veramente un Napoli comunque, ma a parte la prestazione, la poca lucidità, ma è stato pure sfortunato, sfortunato per la traversa. Un rigore Sorrentino là, se chiamano Costantino, Sorrentino là pure ha fatto l'impresa oggi. Comunque niente raga, il campionato per lo scudetto come va si può sempre sperare, perché siamo di nuovo a meno 4. Ma oggi abbiamo tenuto culo però, oggi abbiamo tenuto culo perché fino all'89 a partita, se io facevo video dopo la partita mi avevo proprio ovviamente esploso di gioia e viceversa, però fino all'89esimo deluso, ma sono deluso della prestazione, un passaggio a gente sbagliato e compagnia bella, un'azione hanno avuto o Chievo Verona, un'azione hanno fatto sbagliato un passaggio, ecco, non mi ricordo chi, e chiudo pallone a Indy con Giaccherini che l'ha passata là e ha buttato dall'incrocio di palla. Quindi dobbiamo svegliarci perché se non persiamo i punti e potremmo perdere qualche partita. Quindi mo questo serve da lezione che hanno fatto veramente, e tu in sito te lo ripeto un'altra volta, come ti prendi gli applausi ma pigli dei fischi, stai muto a focesse, hai capito? Perché un professionista si piglia gli applausi e si prende anche le critiche, perché tu la verità quando ti hanno fischiato è perché li tutto proprio o bippa li è sempre a tirare, sempre così solo di la porta non si, ma che pigli 5 milioni tu, la dimmi a me che mi mangio pure l'evara, faccio l'erbifera, faccio. Ciao voglio un bacione, sempre forza Napoli, sempre, perché tutto riesce a munnezza e si chiede sempre. Ciao voglio, forza Napoli. Parra pa 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 parra pa 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 parra pa parra pa parra clacchi boom parra pa 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 pa